Antonio De Curtis, in arte Totò, non è più di tutti, è diventato un brand. Decisione emanata dal Tribunale di Torino. Non si è capito perché il Tribunale di Torino, tramite la nipote Elena Alessandra De Curtis. Elena Alessandra De Curtis è nata all'estero, un passaggio per Montecarlo, oggi romana. Quindi qualunque attività di ogni genere che usa il nome di Totò lo deve cambiare. Cara Elena Alessandra De Curtis, io capisco l'eredità, capisco il tuo avere una Ferrari ma non saper guidarla, io capisco che uno all'improvviso può fare milioni di euro con la pala. Cara Elena Alessandra De Curtis, ti voglio ricordare che Totò era uno che quando scendeva di casa metteva i soldi sotto alle porte ai poverelli. Totò era uno, nonostante ciò era un principe, sa cosa vuol dire la povertà. Non è come te che sei passata da Montecarlo. Totò è del popolo napoletano. Totò sarebbe contento che oggi tutte le attività hanno un suo nome, una foto o un qualsiasi cosa che si riferisce a lui, al grande principe della risata. Cara Elena, visto che stiamo parlando di eredità, cara Elena, tu c'hai un'altra eredità. È la cappella dove è morto tuo nonno, che si apre solo a Sant'Antonio e non la apri tu, la apre uno che lavora al cimitero e togliendo a noi la possibilità di andarla a trovarlo. A pensare che io me lo volevo tatuare sul braccio al mitico Totò. Cosa facevi, cara Elena? Mi tagliavi il braccio? Ve lo dico io cosa volete fare. Voi volete togliere Totò dal popolo napoletano e glielo volete dare ai giacobini. Purtroppo noi popolo napoletano non ci possiamo fare niente, perché tu, cara Elena, hai carta bianca. E ci si pulisca il